Gloria al Signore. Bene, vogliamo rivolgerci alla sua santa parola. Leggiamo in Luca, capitolo 5, dal verso 33 fino al versetto 38. Luca 5, dal verso 33 fino al verso 38, e poi vi farò leggere un altro passo più avanti. Alleluia. Gloria al Signore. Luca, capitolo 5, dal verso 33 fino al verso 38. A Dio sia la gloria. Amen. Essi gli dissero: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, così pure i discepoli dei farisei, mentre i tuoi mangiano e bevono. Gesù disse loro: potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni per questo, e quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Disse loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti si strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri vecchi, si spande e gli otri vanno perduti, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. E nessuno che abbia bevuto del vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Gesù veniva spesso messo alla prova e molti cercavano di metterlo in difficoltà. Ma come si può mettere in difficoltà colui che è sapienza di Dio? O no? Gesù è sapienza di Dio. E alcuni farisei lo misero alla prova perché facevano molto affidamento all'aspetto esteriore, dicendogli: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano. Anche i discepoli dei farisei digiunano, pregano. I tuoi discepoli, tu che predichi la parola di Dio, mangiano e bevono tranquilli. Molti guardano e giudicano. Alleluia. Anche Dio ci guarda. Ma Dio ha la capacità di guardare non solo l'esteriore, ma ciò che è dentro. Gli ipocriti ci sono sempre stati e ce ne sono ancora. E Dio ci dia grazia di essere quello che siamo, sempre. Amen. Amen. Gesù risponde così: ma potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni per questo, verrà il momento che anche i miei discepoli sentiranno la necessità e il bisogno di pregare, di digiunare. No, ora non è il momento, perché io sono con loro notte e giorno. E poi racconta questa semplice parabola, parlando di un vestito e del vino che va messo in un contenitore adatto. Perché il vestito e il vino? Perché parla il Signore di ciò che è esteriore e ciò che invece va anche interiorizzato. Amen. Quello che si vede fuori deve essere conseguenza da quello che c'è dentro. E questo è importante per noi credenti. Noi crediamo in questo, ci preoccupiamo per questo, dobbiamo preoccuparci per questo. Amen. Gloria al Signore, perché il mondo non ha bisogno di apparenze. Il mondo ha bisogno della manifestazione dei figli di Dio.
e noi siamo figli di Dio. Il mondo ha bisogno di vedere che c'è possibilità di salvezza, che si può cambiare, e noi dobbiamo essere la dimostrazione di questo. Amen. Gloria al Signore. Amen. La parabola è molto semplice, nessuno, è vero, nessuno lo fa. Quando ha un vestito vecchio ed è bucato, prende un vestito nuovo, ritaglia esattamente quanto è il buco del vestito vecchio e gli mette la toppa nel vestito vecchio. Più facile cambiare vestito, no? Se c'è il vestito nuovo, lascia il vecchio e indossa l'abito nuovo, o no? Non ha senso. Quella toppa è evidente, si vede. E poi non è elegante, no? Non è bello a vedersi. Gloria al Signore. Quando accettiamo Gesù nella nostra vita, Dio ci dà un abito nuovo. E come dice l'Apostolo Paolo, tutto il vecchio è passato, tutto nuovo è. Ci dà un abito bianco, pulito, splendente. Ed è nostra responsabilità mantenere pulito quest'abito. Amen. Anzi, vi dirò di più, non solo pulito, splendente quest'abito, ma un abito regale. Perché siamo figli di Dio. Amen. Gesù è il Re dei Re e noi lo serviamo. Gloria al Signore. L'altro esempio è del vino, perché va interiorizzata questa bevanda, no? Il vino, figura del sangue di Gesù, è un'opera che deve avvenire dentro di noi. Certamente non avevano né fusti né contenitori di plastica all'epoca, né damigiane, ma utilizzavano gli otri. Erano dei serbatoi, dei contenitori costituiti da pelli di animali, soprattutto di pecore. Una volta morte, svuotavano l'animale e lo utilizzavano come pulivano e lo utilizzavano come contenitore e mettevano il vino. Ora Gesù ci dice: nessuno mette il vino da sostituire, no? Si è finito quello vecchio e metteva il vino nuovo, ma non di nuova produzione. Il vino nuovo intende per sostituire quello vecchio, no? Perché quando metti il vino nel contenitore che precedentemente ha contenuto l'altro vino, succede una reazione chimica, perché il vino fermenta, che può far gonfiare queste pelli fino a lacerarle, e poi questo contenitore non serve a niente. Amen. Questo ci fa capire come è necessario essere persone nuove. Amen. Il cambiamento della nuova nascita è qualcosa fondamentale per noi cristiani. Amen. Perché non dobbiamo solo manifestare teoria. Noi siamo la dimostrazione della potenza di Dio, che è potente a salvare. Dio mi ha cambiato. Deve essere questa la mia e la tua testimonianza. O come dicevo prima all'inizio del culto, come diceva l'Apostolo Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che ora vive in me. Ha fatto tutto nuovo il Signore, non solo mi ha dato dei pensieri nuovi, un cuore nuovo, ma sono proprio una nuova creatura. Amen. Alleluia, e questo dobbiamo avere il coraggio e la forza di poterlo testimoniare agli altri. Quando non ci si sente in grado di dire questo, è perché forse il tuo vestito è pieno di toppe, hai rattoppato. Ma Dio non vuole rattoppare, vuole fare tutto nuovo. Amen. Lasciamoci lavorare nelle mani del nostro Signore. Amen. Egli farà di noi qualcosa di speciale. Amen. Una persona speciale. Vuoi essere una persona speciale? Gloria a Dio. Sì, io voglio essere una persona speciale. Amen. Non perché
per vantarmi, no, ma perché posso contenere la grazia di Dio nella mia vita. Amen. Ho lo Spirito del Signore in me. Alleluia. Alleluia, e non voglio un vestito rattoppato. Voglio dire, Signore, dammi un abito nuovo, uscito di fabbrica, nuovo, adatto a me, su misura, Gloria al Signore, affinché indosso quest'abito e posso essere conseguenza di quello che io sono e di quello che tu vedi in me. Amen. Amen. Alleluia, perché la grazia di Dio opera. È vero? Alleluia. Io prego tanto, Signore, per nuove conversioni e per conversioni vere. Perché non è detto, sapete, che chi conosce il Signore da anni è veramente convertito. Non è detto. E non è detto che chi si è battezzato è convertito. Assolutamente no. Alleluia. Dio sa ogni cosa. Amen. Ma io so anche un'altra cosa, che l'albero si riconosce dai frutti. È vero? Amen. Vogliamo dire, Signore, fa che io possa portare frutto Amen. per la tua gloria. Amen. Non voglio essere inutile. Non so come si fa, ma alcuni proprio si adagiano su questa abitudine. Diventa un'abitudine. Andare in chiesa la domenica, sedersi, occupare lo stesso posto. No, Signore, io non voglio essere così. Fammi portare frutto per la tua gloria. Amen. Amen, alleluia. Gloria al Signore. Metti vino nuovo, inoltre nuove. Amen. Gloria al Signore. Non vogliamo guardare all'apparenza, ma lasciamoci lavorare dalla grazia di Dio. Dio è potente Amen. a cambiare ogni tipo di persona. Amen. Spesse volte ho sentito dire, ma quello proprio nessuno lo può cambiare. No. Non mettiamo limiti alla potenza di Dio. Dio lo può cambiare. Amen. Amen? Amen. Lasciamoci cambiare. Vogliamo crescere nelle vie del Signore. Gloria a Dio. Un altro passo che voglio leggervi è Giovanni capitolo 15. E spero che ci faccia comprendere come senza di Gesù noi non possiamo fare nulla. Giovanni capitolo 15 dal primo verso, Gesù dice così: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota, affinché ne dia di più. Voi siete già puri a motivo della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, e così neppure voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Amen. Chi si sente dire amen, io sento un amen. Amen. Dice Gesù, senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Amen. Amen? Alleluia! Ora, vogliamo un attimino pensare a un concetto. Gesù dice che Lui è la vera vite, Amen. noi siamo i tralci, e la vigna? La vigna siamo noi. È
È vero? Noi siamo una vigna, il campo del Signore. E in noi c'è radicata la presenza del Signore perché Egli ci ha concesso grazie. La vite è in noi. Amen. Amen. Alleluia. E Lui dice, Gesù, che noi siamo i rami che devono essere attaccati, i tralci sono attaccati alla vite. È l'albero la vite, no? Amen. Amen. I tralci siamo noi. E i tralci danno uva. Amen. Amen. E l'uva, con l'uva si fa il vino. E il vino è figura del sangue di Gesù che ci ha lavati, ci ha purificati da ogni peccato. Amen. Amen. Alleluia, dobbiamo essere attaccati a Lui. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Amen. Amen. Questo concetto si lega su quanto abbiamo letto prima. Un abito nuovo, non un abito con toppe. Amen. Un odre adatto per contenere del vino che deve fermentare, deve fare il suo processo sicuramente. Gloria a Dio. Alleluia. E quando farà il suo processo sarà considerato come il vino vecchio che è sempre più buono del vino nuovo. Amen. 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 Di quello stagionato. Beh, vi ricordate il miracolo di Cana? Quando Gesù ha trasformato l'acqua in vino. Perché hai tenuto questo vino? Alla fine, Gloria a Dio, è così buono. Potevamo berlo prima, Perché quello che fa il Signore è qualcosa di straordinariamente bello. E vogliamo considerarci l'opera di Dio. E ti dico una cosa, l'opera di Dio è bella. Amen. Quindi non ti scoraggiare, ma pensa a questo concetto. Gesù è la vite, tu ed io siamo i tralci. Amen. Cosa può accaderci? E poi c'è la figura di questo bello vignaiuolo, questa figura bella, il vignaiuolo, colui che si prende cura della vigna, che guarda la vite e riconosce che c'è bisogno di potare. Molti guardano la potatura come, nel senso spirituale, come qualcosa di duro che fa il Signore. Io vedo sempre l'amore di Dio, che ci posso fare? Ogni traccio che dà frutto, il vignaiolo lo poda affinché ne dia di più. Scusami, ma pensa se il vignaiolo si accontentasse del frutto. Va bene, no, posso migliorarlo. E taglia. Ora non so se nella tua vita c'è qualcosa da tagliare. Io so che nella mia vita Dio ha tagliato e continua a tagliare. Amen. E quando vedo che taglia dico grazie Signore, perché darò ancora più frutto. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Dobbiamo incoraggiarci. Amen. Alleluia. Non ci abbattiamo, perché siamo i tralci e siamo attaccati alla vita. E poi Gesù dice, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete i miei discepoli. Quanti apprezzano queste parole? Amen. Gloria a te, grazie Gesù per queste parole. Alleluia. Come il Padre mi ha amato, voglio continuare la lettura. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Che belle parole. Vedi durezza nella potatura, io vedo amore. Nell'intervento di Dio vedi durezza, io vedo amore. E gloria a Dio nelle difficoltà. Ringraziamo il Signore quando dobbiamo attraversare e vivere difficoltà. In quel momento il Signore sta potando affinché possiamo portare più frutto per la sua gloria. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Vedete come ti vuole il Signore? Gioioso. Alleluia. Sai gioire? Guarda, se guardiamo a tutto ciò che è materiale, tutto ciò che brama la nostra carne e che non ha, non riusciamo a gioire. È vero? Amen, sì, è vero. Ma se guardo alla croce e vedo il mio Signore, lo vedo risorto e risorge e sono felice Alleluia. perché mi ricorda che Lui ha vinto la morte, Amen. Amen. che ha vinto il peccato, Amen. che ha vinto la sofferenza. Amen. Gloria a Dio. Allora trovo gioia perché sono salvato per quella sofferenza, per le sue lividure. Io mi sento guarito. Alleluia. Gloria a Dio. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Alleluia. Nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. Se uno mi dicesse, ma cosa vuol dire amare? Questa è la risposta. Nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore. Ma io vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Amen. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Vi comando questo, che vi amiate gli uni gli altri. Amen. Alleluia. Sapete, quando parliamo ad altri che siamo evangelici, non so perché, ma il loro concetto va che siamo evangelisti. Ah, siete evangelisti? Sei evangelista? Sono evangelico. Ah, sei evangelista? Oh, non c'è il verso di fargli cambiare idea. Ma comunque dico, Signore, magari fossimo tutti evangelisti. Sapete cosa fa l'evangelista? Diffonde il Vangelo. E quello che diceva la sorella in preghiera mi ha molto toccato. Dobbiamo sentire il bisogno di portare anime a Cristo. Amen. Amen. Un'anima che porti a Cristo è frutto alla gloria di Dio. Amen. Ma non è solo quello il frutto. Il frutto è anche il tuo carattere. Quello che trasmette agli altri. Anche quello è il frutto. Amen. Amen. Vogliamo trasmettere l'amore di Dio. Alleluia. Vogliamo trasmettere la comunione con Dio. Vogliamo trasmettere la pace che abbiamo ricevuto con Dio. Amen. Amen. La serenità, la tranquillità. Amen. La certezza. Non la confusione, ma l'ordine. Amen. Amen. Alleluia. Dobbiamo ringraziare il Signore per la sua parola. Amen. Dobbiamo rimanere attaccati alla vite. Amen. Siamo i tralci. Non vogliamo essere presi e buttati via nel fuoco. Vogliamo essere tralci ancora attaccati alla vite, che produce uva. Amen. 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 Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia, Gesù, gloria a te.